Oshiri, Nostra Signora di Castro, di non grandi dimensioni, ma significativa sia per caratteri formali sia per tecnica costruttiva. Consacrata nella seconda metà del XII secolo e costruita per volere di Mariano I di Torres, aveva anche funzione di cattedrale. È stata realizzata con pietre vulcaniche di differenti tonalità di colore, tagliate e messe in opera con grande accuratezza. Interessante il fatto che sorga in un'area chiusa da un recinto costituito dalle cumbessias, che sono dei rustici alloggi per pellegrini tipici dei santuari campestri della Sardegna.